Un Sirudu che abbiamo appena ricordato nel filmato Bogues de Subassadu si esibiva spesso col cantore di Padria Gavino de Nunas, trucidato alle Fosse Ardeatine nel 1944 dall'SS di Kappler. Per onorare la memoria di questa grandissima voce del passato abbiamo qui appunto due capiscuola, componenti del coro Armonias di Abbasanta, Peppino Ocabiddu e Antioco Matana. Peppino, io vorrei che tu esprimessi un parere su questa voce del passato che è entrata nei nostri cuori. Gavino de Nunas da me è ritenuto forse diciamo il più grande cantante sardo-logudorese, senza niente togliere agli altri bravissimi ci sono stati. Comunque bisogna tener conto che lui con Gavino Gabriel sono stati forse gli unici primi a portare in continente il canto sardo a livello culturale. Gavino era dotato di una voce potentissima e bellissima. Io sono di Abbasanta, lui ha vissuto ad Abbasanta, quindi conosciuto da tantissime. Diciamo che un po' si è fatto anche alle ossa, perché c'erano famiglie di vecchi appassionati del canto sardo che gli hanno dato forse anche una spintarella a Zio Gavino. Ancora oggi è venerato, diciamo, quest'uomo per le sue Certo, mi possibilità dispiace vocali. solamente che a lui non siano state ancora dedicate delle manifestazioni, però stasera ci siete voi per onorarne la memoria e dal suo repertorio che cosa ci fai ascoltare? Allora io canto un miellà, diciamo che è un po' personalizzato, specialmente con l'accompagnamento della chitarra. Benissimo, ti ascoltiamo con vero piacere Peppino Ocabiddu in un brano dal repertorio di Gavino de Nunas.
Peppino, guarda, come sempre la tua voce mi emoziona e mi commuove, mi vaga il bene saltudo due.